Buonasera, buonasera a tutti, buonasera a tutti, benvenuti in questa nuova live di Reni Retro questa volta non sono Reni J, questa volta non parleremo praticamente, ciao Willy, lo so, sono un'enciclopedia di notizie, ma vedremo, anche questa sera ci sarà parecchio da parlare, parecchio da chiacchierare, poi vedremo dove ci porterà questa diretta a quattro chiacchiere. Intanto io ci ho scritto quattro chiacchiere e poi dobbiamo vedere un po' delle cose che sono qui, ok? Quindi diciamo ci sarà parecchio da vedere. Un attimo solo che volevo vedere una cosa qui al volo su Facebook, perché non mi risulta, purtroppo ci sono dei problemi e c'è anche Restream. Io utilizzo Restream, ragazzi, per andare in diretta. Praticamente possono esserci dei problemi con Facebook, quindi per gli amici che si connettono da Facebook li invito a connettervi invece su YouTube, ok? Che YouTube invece non dà problemi assolutamente, ok? L'audio arriva correttamente, no? C'ho un microfono che poi semmai ve lo faccio vedere dell'anteguerra, eppure funziona benissimo perché mi prende anche se sto lì giù, quando mi alzo per prendere qualcosa, se mi viene in mente qualcosa, e quindi è molto comodo perché è molto sensibile. Allora, scusate la tosse, mi è andata storta la saliva. Allora, oggi dobbiamo vedere anche la parte delle mie collezioni, episodio 2, ok? Però ho trovato un qualcosa che non vi ho fatto vedere durante l'episodio 1 che riguardava i tappetini. Ecco, questo è un altro tappetino che è uscito, non ve l'avevo fatto vedere. Questo è anche un tappetino molto bello perché è bello pesante, tipo questo della Sun che sto usando, è molto flessibile, quindi si adatta a tutte le superfici. Vabbè, c'è scritto arrivederci estate, guardate pure da quest'altra telecamera. Questa che state vedendo nel quadratino è una telecamera, sarà del 2000, è una vecchia Logitech Sphere, è una sfera della Logitech. Tra l'altro, per farla funzionare, io qui ho Windows 7, per farla funzionare con Windows 7 ho dovuto fare i miracoli perché non c'erano i driver si fermavano a Windows XP, e quindi eccolo qua. Questo è l'ultimo dei tappetini che dovevo far vedere, ne usciranno altri, io sono sicuro di questa cosa, che usciranno tanti altri tappetini. E quindi poi mi viene in mente, sempre prima di iniziare con la diretta vera e propria, quindi di parlare di Reni Retro eccetera, vi volevo far vedere Japan Time, il numero 3 di Japan Time. Questo per quanto riguarda Reni Toon. Questa è una bellissima rivista, cioè è una fanzine, ovviamente è una fanzine. Ecco, qui c'è pure mia moglie nella redazione, infatti mia moglie la faceva lei la redazione, ci sono tutti quanti i redattori redazionale, e questa era la rivista. Guardate qui chi c'era, ed ecco Ranma, piace tanto a mia figlia Ranma, e quindi diamogli un'occhiata sul retro di Japan Time numero 3. Qui si è parlato di Inuyasha, stessa autrice, Inuyasha, come vedete ci sono diverse pagine di Inuyasha, anche se sto diciamo un po' divagando, in quanto questa diretta, come avete visto dalla descrizione, non è di Reni Toon ma di Reni Retro. Quindi questo qui, il Japan Time, lo vedremo in un secondo momento, ma prima di trasformarmi in Reni Retro esce sempre roba incredibile. Guardate il fumetto di Nonna Abelarda 1973. Opla, cadde il fumetto di Nonna Abelarda, tutto in diretta, non c'è trucco e non c'è inganno,
è tutto in diretta. Guardate che spettacolo, ovviamente bianco e nero, il fumetto di nonna Belarda, uscito nel 1973, un anno prima che io nascessi. Guardate che roba. Cioè, e questi sono ricordi, ok? Questa era l'ultima cosa che volevo farvi vedere, prima di iniziare ciò che riguarda, diciamo, il Reni Retro, ok? Allora, aspettate che mi rimetto le finestre come devono stare. Allora, vedo che non ci sono grandi scritte nella chat, quindi io direi che posso iniziare. Allora, per quanto riguarda le mie collezioni volume 2, volevo farvi vedere questa bustina. Ovviamente non tutte, queste sono tantissime. Che cosa contiene questa bustina? Come vedete sono tante, no tutte magari, non ce la farei ad averle tutte, e ho cominciato a collezionarle, diciamo, tardissimo, quindi molte mancano. Ma queste sono le etichette che si attaccavano sui PC, sia fissi che portatili, che riguardano scheda madre, trasformatori alimentatori particolari, CPU, schede video, eccetera. Cioè ogni produttore metteva a disposizione questi adesivi piccolini piccolini, sono dei quadratini molto molto piccoli, poi lo vedremo nel particolare. Ciao Giuspino, benvenuto, grazie di essere con noi. Oggi dobbiamo parlare un po' di retro computing, visto che la live si intitola Reni Retro. Per quanto riguarda questo, le mie collezioni volume 2, volevo farvi vedere la mia collezione di adesivi, quindi non sono solo della Intel, qua dentro c'è la ATI Sapphire, c'è la AMD, ci sono un sacco di adesivi, la Thermaltake mi pare, tutti quelli che facevano gli adesivi, perché i produttori, come dicevo, di componenti, di componenti di PC assemblati, o anche la HP ce li attaccava direttamente davanti, che ne so, Intel Inside, Matrox, oppure AMD se era il processore AMD, insomma ATI se c'era una scheda video ATI, ci mettevano pure Tricom se c'era una scheda di rete Tricom dietro, quindi diciamo davanti ai PC già si capiva i componenti che c'erano all'interno se uno attaccava tutti questi begli adesivi. Oltre a questo ci abbiamo da vedere, qui come vedete c'è un fustino che poi lo andremo ad aprire, fustino del Dash trasparente, 100 anni c'ha sto fustino, vabbè, Dash più bianco non si può, io non ce l'ho preparati i filmatini per farvi vedere nelle finestrelle, io è tutto in diretta e tra l'altro è quasi tutto improvvisato perché non c'ho neanche il tempo di prepararle le dirette, io metto qui sopra un po' di scatole, di cose che possono essere di pubblico interesse e poi vediamo dove ci porta la diretta. Ok? Aspettate che voglio aprire la diretta perché qui non riesco a capire se c'è qualcuno connesso oppure no. Ok, quindi qui c'ho Facebook e lì c'ho YouTube. Ok, allora qui dentro ce ne sono altre cose da vedere, qui ci sono altre cose da vedere, dentro questa scatola anche. Ok? E poi ci sono queste tre scatoline qui, questa è vuota, però questa per farvi vedere i dischetti, alcune marche di dischetti che io utilizzavo negli anni, fine anni 80, primi anni 90, per il Commodore 64, i Savage, vedete? Tra l'altro queste confezioni tenute benissimo, guardate, sembrano nuove, cioè io tutte queste cose le ho cercato di farle arrivare nel futuro nel miglior modo possibile, quindi io purtroppo non c'ho, cioè la mia casa è abbastanza grande, anzi sono abbastanza fortunato che ho una casa grande, ho 2 box, però il materiale che diciamo che ho voluto salvare, perché ovviamente non ho potuto salvare tutto, purtroppo molte cose sono andate perse, sono andate anche buttate, però ce n'ho tantissimo di materiale, anzi ringrazio mia moglie di avermi aiutato anche in questi mesi, soprattutto
a far entrare più roba possibile nei box. Ok, guardate, 5 anni di garanzia, e questi sono sicuro che ancora funzionano dopo 35 dopo 40 anni. Ok, vedo che nessuno scrive, quindi io vado avanti. Allora, io direi, ma sì, ma cominciamo magari, non lo so, vogliamo vedere qualcuno di questi adesivetti? Vediamo qualcuno di questi adesivi, va. Allora, io mi ero preparato, vediamo se funziona. Guardate, io dovrei mettere lì dietro, c'ho un cellulare che trasmette via HTTP. Vediamo se io metto questo qui, se io vi faccio la transizione, voi dovreste vedere, eccoci qua, eccolo qua, Intel Pentium Inside. Questo era un adesivo che veniva messo quando dentro al PC c'era un qualsiasi processore Intel Pentium. Di solito questo si riferiva al Pentium 1, però quello del Pentium 1 è ancora diverso da questo qua. Quindi, allora, tiriamoli fuori tutti, tanto poi li rimetto a posto. Così vediamo quelli che ci sono. Allora, guardate che bello che era questo adesivo. Allora, vediamo un po' se riesco a metterlo un po' meglio. Ecco. Non riesco, sì, riesco. Eccoci qua. Questo è Intel Pentium Inside, come vedete, e questo era diciamo uno dei primi, si trovava su parecchi PC, su diversi PC, quindi era diciamo il più usato, il più comune, chiamiamolo così. Guardate questo, eccoci qua, Intel Inside Core i3. Questo è l'adesivo che veniva messo quando dentro al PC c'era il processore Intel Core i3. Tra l'altro uno dei primi, perché poi è anche cambiato questo adesivo. Io calcolate che io ho montato PC fino al 2014, dopodiché ho finito, mi sono fermato. Io qui adesso sul mio ci ho installato anche un adesivo con scritto Intel Core 2 Duo, giù invece c'ho un Intel Core 2 Quad, quindi con quad core, è un Core 2 quad core, cioè è un po' complicato da spiegare. Vedo che si è collegato Pierluigi Di Camillo, quanto tempo che non ci sentiamo. Ciao, benvenuto, ti saluto, un saluto da Roma Sud, carissimo. Allora, visto quello del processore Intel Core i3, andiamo avanti, ci vediamo questo che è Intel Core i5, ok? Quindi dopo l'i3 c'era l'i5, sempre Intel, sempre. Allora, vediamo un po'. Oh, bene, ecco, forse così è messo meglio. No, è complicato metterli. Comunque questo era l'i5. Guardate invece la ATI Sapphire, eccoci qua, ecco, questo è il contrario, giriamolo, eccolo qua, Fueled by Sapphire. Tra l'altro questo mi deve mettere a fuoco, non riesce a mettere a fuoco, vediamo un po', perché c'è poca luce, e vabbè. Comunque questo, se io vado ad accendere il flash del telefonino, io lo posso fare via software, è uno spettacolo, ok? Ho acceso, vedete? Riflette tutto perché è prismatico. Ora ve lo faccio vedere sulla videocamera principale. Vedete, questo è prismatico, è tutto di metallo, ok? Se io lo giro, questo riflette la luce in modo diverso, vedete? A seconda di come lo muovo riflette la luce. Vabbè, e questo è quello della ATI Sapphire, ok? Bellissimi questi adesivi, io me li sono conservati tutti.
Eh sì, fine anni 2000. Ah, certo, certo. Oh, guardate, questo invece Intel Celeron. Il Celeron che cos'è? È un processore della Intel che aveva meno cache e quindi costava di meno. Magari aveva anche la stessa frequenza dei processori, diciamo, più costosi della Intel, ma erano costosi solo perché avevano più memoria cache, sia di primo che di secondo livello, L1 e L2. Il Celeron invece era stato pensato per essere un processore relativamente economico, cioè era molto economico. Ancora adesso si trovano una marea di PC portatili intorno ai 350 che hanno il Celeron, però attenzione perché l'Intel Celeron magari anche a parità di velocità, quindi di clock e di tutto, di megahertz in questo caso, è più lento perché ha meno cache, quindi può diciamo elaborare meno dati nell'unità di tempo. Ovviamente queste sono tutte cose che se poi la velocità comincia a essere eccessiva di un processore neanche te ne accorgi. Poi dipende sempre, come abbiamo detto, da quello che uno deve fare col PC, perché i PC, se uno deve fare compressione video, che scusate mi si era chiusa la finestra sul cellulare di Facebook, non potevo vedere. Allora, dicevo, i PC se devono elaborare cose molto lunghe, che ne so, un rendering video che ci mette 20 ore, voi ci mettete un Celeron o un i5, è ovvio che l'i5 invece di 20 ore invece ne mette 11, quasi la metà, il Celeron ci mette di più. Però diciamo che al di là dei videogiochi, al di là del 3D, se uno ci deve lavorare col 3D non te fai un Celeron, ok? Però se uno deve utilizzare Word, Excel, PowerPoint e deve fare cose normalissime, andare su internet, contattare le banche, eccetera, i Celeron vanno benissimo. Nel caso in cui bisogna cominciare a lavorare di video, di 3D e cose di questo genere, conviene puntare su un processore che sia almeno un i5, un i7, un i9 addirittura, se volete fare i gamer professionisti. Guardate, questo è un altro, l'Intel Celeron è diverso da quello, no? Intel, questo era Celeron così, no, questo è identico, quindi non ve lo faccio vedere. Allora, ecco, vediamo qua qualcuno di questi, guardate quanti ce n'ho. Questo mi sa che riflette pure lui, Ecco, Powered by Asus. Guardate che spettacolo. Non si legge bene perché comunque questo veniva messo quando dentro al PC c'era una scheda madre della Asus. Ciao Willy! Lo so, si vede meglio su YouTube, è tutto meglio. Ok, sto facendo vedere, diciamo, tutti questi li vedete. Ah no, voi non li potete più vedere, li ho messi tutti quanti qua, eccoli. Sono tutti qua, tutti questi adesivetti, qualcuno diverso dall'altro. Ecco, parlando di Asus vi faccio vedere anche quest'altro dell'Asus. Questo è quello piccolo piccolo, e quest'altro invece è un po' più grande. Opla. Andiamo al cinema questo. Eccolo. Questo ovviamente, eccoci qua. Non riesce, ecco. Powered by Asus, www.asus.com. Anche in questo caso questo veniva usato per le schede madri, quindi dentro, se voi questo adesivo lo vedevate fuori sul case, sia esso un desktop sia esso un tower, c'era questo adesivo, vuol dire che dentro la scheda madre era una Asus. Ok, andiamo avanti, vediamo se ce n'è qualcun altro che può interessare. Core Powered by Asus, ce n'ho tanti. Ecco, questo invece veniva messo, questi sono due adesivi, due adesivi in uno, non c'entra tutto, ve lo faccio vedere un pezzettino alla volta. Le schede madri della Gigabyte anche erano molto buone, ok? E questo veniva messo se dentro al PC c'era una scheda madre della Gigabyte, ok? Quindi scheda madre Gigabyte, la Gigabyte dentro alla scatola della scheda madre ci metteva questo adesivo e l'assemblatore, colui che si occupava di montare il PC, quindi mettere insieme tutti i pezzi, adesso quasi non si usa più, solo i gamer si costruiscono il PC diciamo su misura
ma normalmente ci sono talmente tante case che li danno già belli e pronti che non conviene più mettersi a combattere, ah voglio quella scheda video, voglio quel tipo di RAM, la RAM della Kingston o della Corsair, o voglio l'hard disk Maxtor, no, adesso te li danno già belli e pronti e uno si è lavato le mani, ma una volta uno si sceglieva l'hard disk, la scheda audio, la scheda madre, il tipo di RAM che ci volevi, tutto insomma, ti costruivi il PC scegliendo dalle varie, diciamo, dai vari componenti che venivano pubblicati all'epoca anche su Porta Portese. Porta Portese a Roma era il giornale per eccellenza, pure per assemblarsi un PC e comprarlo ed andare da un negozio di computer e dire voglio questa scheda madre, questo PC, questi sono tutti Intel Pentium, Core i5, Intel Pentium, sono tutti uguali queste. Ah, ecco, powered by Technoware, questo è l'alimentatore di un PC. Powered by PSP Core, non ce la faccio a farvelo vedere meglio questo, ma purtroppo e niente, meglio di così non ve lo posso far vedere. Questo è, magari forse con la telecamera principale, vediamo un po'. Questo PSP Core Technoware, vedete? Questo addirittura è esagonale, ottagonale, e questo veniva messo quando c'era un alimentatore della Technoware, ok? Ce ne ho tantissimi qua di questi adesivetti, sto cercando se ce ne sta qualcun altro diverso, perché poi alla fine si finiva sempre per montare gli stessi componenti, perché la gente poi non è che si metteva a scegliere più di tanto e usavano quello che uno gli consigliava in base alla cifra che voleva spendere. Guardate questo Noctua, addirittura questo è tutto di metallo ed è pesante. Ah, questo non riesco a farvelo vedere. Devo andare a spegnere il flash. Secondo me se vado a spegnere il flash questo ve lo riesco a far vedere. Vediamo un po'. Sì, Noctua, vedete, questo è Noctua è un'ottima marca di alette di raffreddamento, ho sbagliato, no, di anche alimentatori mi pare che fa, però soprattutto sistemi di raffreddamento a liquido. Lo so, ciao Willy, c'ho una bella collezione. Allora, Noctua è ancora un'ottima marca di sistemi di raffreddamento per CPU, per RAM, diciamo per componenti in generale. E quindi veniva messo questo quando dentro le ventole e tutto il sistema di raffreddamento della CPU era della Noctua, questa marca qui. Quindi questa faceva ventole, sistemi di raffreddamento anche a liquido Noctua. Come vedete le conoscenze sono tante parlando semplicemente di un computer poi si va a parlare di tante cose, perché sembra facile, ma un computer anche per cui anche fosse molto molto semplice, ne stavo cercando qualcun altro, ma è fatto di tanti componenti, quindi c'è da dire tanto anche su un computer che sembra molto semplice. Allora, queste sono tutte uguali. Vabbè, queste le mettiamo da parte. Allora, e quindi oh, Silvia Mastantuono, ciao Silvia, benvenuta, ciao. Allora, vediamo un po', sto parlando un po' di computer, quello per cui mi intendo io, oltre al DJing, quindi oltre alla musica e oltre ai cartoni animati. Vediamo se qui che stanno a parte, se c'è qualcosa di diverso. Sempre Asus, questi sono tutti uguali, Intel Pentium, Asus, Intel Pentium, Sapphirati. Pensavo di averne di più, è da tanto che non li aprivo, non li ho aperti prima di fare la diretta. Asus, ecco, AMD Athlon 2. AMD Athlon 2. Guardate, anche questo veniva messo davanti quando dentro la CPU era
della AMD e quindi non della Intel. Tanto mi sono preparato già quello che ve lo voglio far vedere. Andiamo avanti. Questo già l'ho fatto vedere, questo sì, che poi sembrano uguali, soltanto che la telecamera poi non riesce a rendere queste differenze perché alcuni sono prismatici, altri no, sono diversi, diciamo. Powered by Asus, Core i3, ecco questo è un altro Core i3 diverso, quindi vi faccio vedere prima questo, leviamo AMD e mettiamo Intel Pentium Dual Core. Questo, quando uscirono i primi Pentium Dual Core, venne messo questo adesivo. Questo che come vedete non è più quadrato come quegli altri o rettangolare, ma ha questa forma sopra arrotondata che segue diciamo, il logo della Intel. Ok, dual core significava che c'era due cuori. Di solito erano questi due cuori, non sempre, però di solito erano associati alla tecnologia hyperthreading. Ciao Simone! Hyperthreading, il che significava che ogni core poteva essere usato, diciamo, diviso in due, e il 50% di un core dedicato a un'applicazione e il 50% a un'altra. Quindi, essendo un dual core con l'hyperthreading, ci avevamo su Windows 4 processori a cui associare le applicazioni. Ovviamente tutto quello che vi sto dicendo è tutto fatto per persone, diciamo, abbastanza esperte, perché normalmente noi apriamo un'applicazione e l'applicazione in automatico va o su tutte e quattro le CPU, o se non è fatta per il multicore o il multi CPU va sulla prima libera che il sistema operativo gli dà libera, e quindi si lavora solo con quella. Andando invece da Task Manager su un processo qualsiasi, andando su selezione affinità, questo su Windows 7, su Windows 10 è un po' cambiato, però si può fare lo stesso, selezione affinità, vengono mostrati, diciamo, CPU 0, CPU 1, 2, 3, 4, e uno può scegliere di associare una sola parte del processore a quell'applicazione, in modo da rendere il tutto, diciamo, il multitasking, diciamo, più fluido, in modo che uno, se c'ha per esempio da fare una compressione video, allora dice: io a sta compressione video gli voglio dedicare solo il primo cuore di quella CPU, l'altro core me lo tengo per tutto il resto, per navigare su internet. E allora uno su imposta affinità gli va a associare, diciamo, i due thread del primo processore, in questo caso diciamo CPU 0 e CPU 1, quello è tutto un processore, e poi rimangono CPU 2 e 3 che sono, diciamo, l'altro core diviso in due dall'hyperthreading. Queste sono cose un po' più tecniche, vi sto dicendo un po' cose più tecniche, quindi. E questo è un altro Intel Core i3 diverso da quello che vi ho fatto vedere prima. Ok, andiamo a vedere questo, via. Ok, eccolo qua. Intel Core i3 Inside, come vedete l'i3 sta messo in alto sulla E di Core. Ok? E questo c'era pure i5, i7, sempre uguale a questo, però con scritto i3, i5, i7. Ok? Eccolo qua, un altro identico a quello. Sì, questo è identico, Intel Core i3. Ok, quindi questi adesso li vado a rimettere a posto, sono grandi linee, ce l'ho un po' tutti uguali, quindi questi poi vedrò che farci. Non lo so, qua che dice Intel Pentium. Niente, Intel Pentium Inside ce ne ho proprio tanti, così come Asus, anche perché ho montato decine e decine di PC, io ce li mettevo gli adesivi, questi sono solo quelli che magari non l'hanno voluto, perché poi non tutti volevano che sul case ci si mettesse un adesivo, non era da tutti, e quindi andiamo avanti guardando qualche altra cosa. Quindi abbiamo visto tutti questi adesivetti, torniamo con l'altra visuale, così rimettiamo l'altra videocamera. Allora, cosa ci è rimasto da vedere? Allora, non so quanti siamo connessi, io saluto tutti quelli che si connettono anche mentre io sto facendo la diretta. Mi fa piacere che siete qui con me a fare quattro chiacchiere, diciamo così, perché questo non è altro che fare quattro chiacchiere. Saluto anche Simone. Allora, andiamo a vedere questi CD, va? Allora, che CD sono questi? L'Amiga
non voleva essere da meno quando uscirono le prime console che leggevano i CD, ok? E quindi fece uscire, dopo il CD TV che leggeva solo i CD ed era quasi quanto un Amiga 500, ok? Anche se molto versatile, perché fecero la tastiera nera, il joypad senza fili, fecero il drive nero proprio per il CD TV, ma non solo, ma il CD TV non era un, diciamo, inteso come computer o come console giochi, ma era fatto a forma di stereo, cioè poteva essere messo sullo stereo, era col caddy, si mettevano i CD audio e poteva essere usato come un qualsiasi lettore CD audio, tranquillamente, era un lettore CD audio. E poi però collegato alla televisione ti permetteva anche di fare i giochi, tutti i giochi dell'Amiga 500 o dell'Amiga 600, ok? Non i giochi AGA. AGA significa Accelerated Graphic Adapter ed è una prerogativa del 1200 e del 4000, è un chipset grafico avanzato, ok? Questi che vi sto facendo vedere sono i giochi per Amiga CD32, 32 bit. L'Amiga CD32 leggeva i dischetti e con un'espansione, con una scheda aggiuntiva, leggeva anche gli MJPEG, i Motion JPEG, che erano dei filmati su CD, e leggeva pure i Kodak Photo CD e i Kodak, i video CD della Kodak Video CD. Allora, guardate che c'ho Amiga CD32 Lotus Trilogy, guardate, originale per Amiga CD32. Io ovviamente l'Amiga CD32 ce l'ho, quanto prima poi lo vedremo in funzione, se funzionerà oppure no. Guardate quanto erano belli anche i libretti che davano insieme a questi giochi, tutte le istruzioni. Lotus Esprit Turbo Challenge, vedete tutte le istruzioni, tutte lì, vabbè, ovviamente qui ci sono tutti, Lotus Esprit Turbo Challenge 2, vedete il 2, il 3 da quest'altra parte, Lotus 3, The Ultimate Challenge, e ce ne sono diversi, Lotus Trilogy, e sono tutti e tre praticamente, della Gremlin Software. Che ricordi, ragazzi, che ricordi con queste cose? Warning, do not play track 1 of this game CD in any audio CD player, è ovvio, perché ovviamente la traccia 1 erano i dati, quando uno faceva, ecco, in questo caso, ecco, avere un gioco su CD invece che su dischetti, come in questo caso, ecco, leggendo, visto, mi vengono in mente ricordi leggendo soltanto un trafiletto piccolino, quindi c'era scritto soltanto non leggere la traccia 1 con i CD audio. Perché? Perché questo è un CD misto, c'è la traccia 1 che è una traccia dati e tutte le altre tracce che sono tracce audio. Perché avere un gioco su CD invece che su dischetti? Perché su CD c'erano le tracce audio in qualità CD audio, quindi a 44.1 kHz, stereo, con tutta la qualità del CD audio, ok? Quindi uno giocava a questi giochi con la colonna sonora al massimo della qualità in formato digitale. Qui c'è scritto Commodore, grande, quindi con la qualità digitale di un CD audio, che all'epoca ovviamente sapete che i CD audio non erano, cioè negli anni 90 sì, si stavano sviluppando, quasi tutte le discoteche avevano e vendevano CD audio, però era ancora un mercato molto di nicchia, sì, i DJ soprattutto lavoravano ancora solo col vinile, io mi portavo dietro il lettore CD della Sony che vi ho fatto vedere nell'ultima live, perché per mettere di sottofondo o mentre montavo o mentre smontavo eccetera dei CD che io mi portavo, degli LP, che era più comodo perché io mentre mi smontavo i piatti tutto l'ambaradam, intanto il CD audio era attaccato all'unico amplificatore che lasciavo sempre acceso e che levavo per ultimo insieme alle due casse, e così c'era della musica di sottofondo che andava, ma quello era, cioè non è che uno poteva sperare di mixare con i CD nell'epoca, oppure di fare delle cose in più con i CD. Guardate anche questo penso di essere uno dei pochi ad avercelo, Firenze, la gita su CD 32, quindi questo era tutto un viaggio virtuale
nella città di Firenze, e c'era sia in italiano che in inglese dentro, quindi pure col doppio audio. Era una cosa spettacolare questa cosa. Guardate pure il CD, Firenze, opla, sicuramente. Guardate che bello, CD 32. No, ma è qualcosa di meraviglioso. Questo risale al 1994. Fidatevi, c'è scritto qui, anche se non riesco a mettervelo a fuoco, Cioè, veramente, veramente, veramente delle cose fatte molto, molto bene, molto, molto bene. E all'epoca ci si metteva il cuore a fare le cose. Un attimo solo, io ogni tanto devo fare un attimo di pausa. Ok, perché così voglio vedere come stanno andando i flussi, per vedere sempre se sto ancora connesso. Mind Run, questo è per il CD-TV, ecco, vedete? Questo è per il CD-TV, che funziona sia sul CD32 che sul CD-TV. Ok? Anche perché il CD32 era compatibile col CD-TV, il CD-TV non era compatibile con il CD32, perché ovviamente non aveva l'AGA, non aveva i colori, non aveva il chipset per poter far vedere, diciamo, i dischetti del CD32. Ok? Guardate che bello. Vediamo dentro. Dentro è molto semplice il CD. Minderan per CD-TV. Ok, andiamo avanti. Questo è SimCity. Chi non se lo ricorda, io adesso sto giocando a un gioco molto simile a SimCity, sul cellulare. Non mi ricordo come si chiama, io non me li ricordo mai. Guardate il CD che bello. E questo pure era per il CD-TV, va bene anche per il CD32, ma nasceva originariamente per il CD-TV. Come vedete c'è il loghetto CD-TV. SimCity, questo è ovviamente è uno dei primi giochi in cui tu dovevi cominciare a costruire da zero una città, mettendoci le scuole, mettendoci tutto quanto, mettendoci le fabbriche, mettendoci tutto, insomma partendo da zero e andando. Questi sono uguali, quindi facciamo vedere questo che è un po' più chiaro. Amiga CD32 Now Games. Now Games significa che è una collezione di 100 giochi per l'Amiga CD32. Qui dentro c'è iRace 2, la Mastermind, Cube 4, non te ve li leggo tutti, Subattack, ma mi sa che questi sono diversi allora. Sì, quindi ce n'ho 200. Dicevo io, era strano che erano uguali, guardate un po'. 100 più 100. Sono 200 giochi. Vediamo un po' di qua. Aliens, Ashido, Copper, Defender, Oblidox, ma che nomi che gli davano, Santa, War, e qua invece Wizzy Quest, Roulette, Raid 3, vabbè, Fruit Panic, vabbè, comunque sono tanti giochi. Volume 1 e volume 2, non lo so qual è, c'è scritto volume 1 e volume 2? Ah sì, c'è scritto Games 2, sì, Games e Games 2. Messi così, lo vedete, That's, e questo è uno il volume 1 e uno il volume 2. Grande. Mud Paddle, questo mi pare che era per il CD-TV. Vediamo un po', sì, non lo ricordavo che era per il CD-TV. Anche perché uno quando si compra il CD-TV poi non sa mai che software metterci. Opla. Mettiamolo dritto. Vabbè, questo è tutto prismatico, quindi cercate di metterlo bene, è quasi impossibile. E qui ci sono tutti i codici di attivazione. No, questo non è il codice di attivazione, ma l'indirizzo della casa che l'ha fatto. Vedi, ogni tanto. Questo è un must. Sensible Soccer per Amiga, European Champions. E questo è per il CD32. Sensible ebbe un successone come gioco di calcio
ok? Ne vendette milioni e milioni di copie Sensible. Quando se ne uscì la Sensible con Sensible Soccer, vendette milioni e milioni di copie. Io non so se farvelo vedere, ma questa è una copia imballata. Io perché ce n'ho 3 copie di questo. Una è aperta e le altre 2 sono ancora imballate. Guardate, è ancora imballata. Mai aperta questa. Sensible Soccer European Championship della Sensible, non so se qui riuscirò a leggere una data. 1993. Quanti anni c'ha questo CD? Quanti anni? 1993, sta scritto in basso da quest'altra parte qui. 1993. Grande, grande, grande. Cioè Sensible Soccer per Amiga CD32, che poi qui dice Amiga CD32, ma se uno aveva l'Amiga 1200 con lettore CD esterno, questo si leggeva pure lì. Se uno aveva l'Amiga 4000, bastava metterlo dentro al CD dell'Amiga 4000 e funzionava alla perfezione. Ok? Quindi tutto quello che io dico per Amiga CD32 va bene anche per Amiga 1200 e Amiga 4000. Alfred the Kitchen, pure questo era famosissimo. Amiga CD32, anche questo ce l'ho imballato perché ce n'ho diverse copie. Alfred the Kitchen, e questa è la versione AGA. Alfred the Kitchen Accelerated Graphic Adapter per Amiga CD32, e quindi va bene su Amiga 1200 e Amiga 4000. Ok? Oscar e Diggers, questi sono 2 giochi su un unico CD. Diggers e Oscar, sempre per Amiga CD32, quindi sono versioni AGA, versioni Accelerated Graphic Adapter. Eccolo qua, Oscar e Diggers, sono 2 giochi diversi. Questo purtroppo si è rotto. Ecco, questo era il joypad dell'Amiga CD32 e qui c'è spiegato come giocare. Ok, purtroppo questo si è rotto, vabbè. Sono tutta roba che c'ha 30 anni, 40 anni, e questa è una copia, pure questo, guardate, pure questo è tutto sventrato, ma questo è sempre Oscar e cose. Ok, e così abbiamo visto che cosa erano questi CD. Vi sto annoiando? Scrivetemelo nella chat, perché se vi sto annoiando parliamo d'altro. Saluto Daddo DJ. Allora, visto che si è collegato Daddo, ok, diciamo una cosa. Allora, seguiamo Daddo DJ, pure anche Congi DJ su Twitch, e seguiamo anche il DJ's Got Talent su Twitch. Daddo sta facendo tantissima pubblicità su Facebook al DJ's Got Talent, quindi appena riprenderanno, diciamo, le dirette e le trasmissioni del DJ's Got Talent, non ce le perdiamo, andiamo su Twitch, diciamo, mettiamo il like al canale e attiviamo, diciamo, le notifiche tramite, non so se su Twitch, mi pare che c'è pure lì la campanella come su YouTube. Attiviamo la campanella in modo che ci arrivano le notifiche di quando il DJ's Got Talent è online. Ok, quindi non solo andiamo a seguire, cerchiamo Daddo DJ, anche Congi DJ, tutti gli altri che fanno parte anche del talent, ma cerchiamo anche DJ's Got Talent su Twitch. Ok? Lo dico per tutti quelli che mi seguono e che gli piace la bella musica, che gli piace l'intrattenimento fatto in un determinato modo, quindi fatto bene, con una buona regia, quindi curando anche non solo la parte audio, la parte musicale, ma anche la parte video, quello che riguarda la videocamera e tutto un po' più professionale che come sto facendo io. Vedete, io ho 2 webcam e tutto, diciamo, io lo dico alla Carlona, tutto molto amatoriale. Loro fanno le cose con un po' più di attenzione a questi particolari che non sono da sottovalutare. Ok, se uno deve vedere una trasmissione, tanto vale che si vede una bella trasmissione invece che seguire, diciamo, quelle un po' diciamo fatte al volo, diciamo così. Ok? Per quanto io consiglio di seguire tutti, chiunque volete seguire, potete seguire tranquillamente chiunque. Guardate che ho trovato, poi sempre mettendo a posto, Kaspersky 2011, c'ha 10 anni. 10 anni, CD, attivazione, disattivazione e tutto. Kaspersky che cos'è? È un antivirus. Penso ancora oggi, uno dei migliori antivirus a livello mondiale. Kaspersky mi pare che era russo,
ed è diciamo per quanto riguarda la ricerca e l'eliminazione di eventuali virus sul PC e sulle connessioni internet, diciamo uno dei migliori, anche se secondo me era un po' troppo pesante come software, e quindi ci voleva un PC abbastanza potente, proprio perché diciamo le definizioni dei virus erano un file bello grande da dover caricare, e ogni cosa noi facevamo sul PC, perché questo è l'internet security come si legge qui, questo è l'internet security, quindi andava a controllare anche tutti i siti su cui noi andiamo a navigare, quindi un po' pesante, però molto molto buono come antivirus. Ora non so se vogliamo fare l'unboxing di questa scatoletta qui. Che vogliamo fare? Questa? Ditemelo voi. Ciao Willy, sì, beh, ottimo, sì, io lo consigliavo pure ai miei clienti. Vogliamo fare l'unboxing? Guardate che c'è scritto qui, modding. Allora, nel 2014 avevo una vetrina dedicata solo al modding. Vogliamo spiegare che cos'è il modding in 4 parole? Allora, un PC poteva essere assemblato normalmente dentro un case normale, un case che era scuro davanti, di solito grigio, nero, eccetera, dietro era tutto nero e dentro ci stavano i componenti. Oppure poteva essere messo dentro un case addirittura trasparente. Il case trasparente dentro ti permetteva di mettere, che ne so, dei tappi sulle RAM che reagivano ai raggi UV, e quindi ci potevi mettere una luce al neon ai raggi UV e quindi risaltava tutto. Potevi usare dei tubi nel raffreddamento al liquido che reagivano ai raggi UV, oppure ci potevi semplicemente mettere delle ventole con dei LED colorati, multicolore. Insomma, il modding, c'erano delle viti fatte di gomma che uno le tirava, metteva il componente da una parte e dall'altra, le lasciavi, si ringrandivano, e quindi il componente in questo caso si usava più che altro per le ventole, per gli altoparlantini interni dei PC, perché con le vibrazioni questi gommini diciamo attenuavano le vibrazioni, quindi erano viti particolari di gomma. Ora io ho perso di vista il contenuto di questa vetrina fino a che non ho trovato questa scatoletta, che però mi sembra un po' piccola per contenere tutto quello che c'era dentro quella vetrina, perché ripeto, c'avevo ventole, c'avevo un po' di tutto. Però voglio vedere insieme a voi che cosa c'è qui dentro, perché questo non so se mia moglie o qualche amico nel 2014, quando ho chiuso Morena Computer, le aveva messe qui dentro tutta quella roba, e magari poi le ventole le troverò da un'altra parte. Che bello, mamma mia ragazzi, mamma mia che ricordi. Sì, effettivamente questa è roba di modding. Allora, le viti che vi dicevo erano queste, guardate, queste sono delle viti di gomma, ok? Con queste si possono fissare le ventole, si possono fissare gli altoparlantini all'interno dei PC, o si possono usare anche per fissare, perché no, la scheda madre, che rimane, diciamo, ondeggia un po', perché queste sono flessibili, però si può mettere anche la scheda madre, perché no? Oh, guardate, le viti dietro blu, queste sono le 4 viti che servono per reggere gli sportelli del case tower, oppure tutto diciamo il coperchio del case desktop, ok? E queste erano quelle azzurre. Bello bello, guardate che spettacolo. Oh, eccoli qua, questi si mettevano intorno ai cavi per farli risaltare, sono avvolgicavi. Questo è verde e questo è fucsia. Mamma mia, poi vedete non costavano neanche tanto, perché 2 euro questo li mettevi intorno a tutti i cavi con uno di questi. Addirittura questo è nero, guardate, questo è nero, però è nero luccicante, non so se si vede. Sì, sì, si vede, luccica, vedete? Sbrillantinoso, nero sbrillantinoso. Allora, ecco, vedete? Questi sono gli altoparlantini che vi dicevo io, da mettere dentro ai PC. Vedete, 3 euro costavano. Questi si potevano attaccare direttamente all'uscita audio interna del PC, facilissimamente. 3 euro l'altoparlantino.
questi poi sì, questi stiamoci attenti perché cancellano i dischetti magneti. Ok, vediamo un po' che altro vi posso far vedere. Vabbè, questo è diciamo la sostanza di gomma spugna, vedete, gomma spugna che va messa praticamente tagliata e messa tra la ventola e la vite normale, perché così questa attuttisce anche questa la vibrazione. Guardate adesso che piedini, guardate questi, all'interno di questi ci si metteva un LED e diventavano tutti colorati. Questi, vedete al centro qui c'è un buco, veniva messo un LED che veniva poi, la luce veniva proprio proiettata intorno a tutto il piedino, e visto che sono molto alti questi piedini, guardate quanto sono alti, questi si illuminavano tutti. Li ha usati anche Marco Valleggi di MVV Blog, non mi ricordo in quale video di 4-5 anni fa, me lo ricordo perché lui l'ha usati questi piedini e l'ha tutti illuminati con il LED dentro. Continuiamo, vediamo cosa c'è qui, guardate, allora ecco, questi sono dei LED da mettere davanti al PC che si illuminano per illuminare, che ne so, il lettore CD all'epoca. Si possono mettere anche, questi si attaccano direttamente alla presa Molex, come vedete. Adesso non si usano più i Molex perché i serialata hanno un'alimentazione diversa, però gli alimentatori almeno un Molex ce l'hanno sempre, specialmente quelli modulari, e quindi questi si possono mettere anche laterali al case soltanto per fare scena, come dicevo prima. Guardate, questi sono le viti, queste sono color acciaio, queste sono grigie, guardate, ci stanno le viti di tutti i tipi, mamma mia che ricordi qua, oh, c'avevo questa vetrina di modding. Ecco, questo invece era un controller per vedete c'è scritto fan LED, qui si alimentava e tu potevi metterci dei LED e delle ventole e venivano controllate da questo circuito, ok? Era uno spettacolo, sì. Specification 1 per 4 pin connector, e questo alimentava sia le ventole che diciamo i LED, a seconda di dove attaccavate il componente. Questo sempre per chi assemblava i PC era il massimo, perché poi io mi divertivo a farli moddati i PC. Allora guardate, queste sono le viti, sempre vengono date viti normali più lunghe con questi distanziatori che reagiscono pure ai raggi UV, in questo caso sono arancioni, sono come delle rondelle però sono molto larghe, molto alte. Questa è tutta roba particolare per modding. Queste sono viti nere, completamente nere, ma sempre se quelle viti che si svirano senza cacciavite a mano. Vedete? Pure queste 4 euro, 1 euro a vite, perché ovviamente sono molto grosse. Allora, andiamo a vedere che altro c'era qua. Sì, comunque manca un sacco di roba, ecco, questi sono i LED con il beeper. Invece dell'altoparlante potevate attaccarci anche questo, che è un beeper, cioè praticamente non sentite i suoni, soltanto i beep e cose, e i segnali del PC quando si accendeva facevano beep. Alcune schede madri non ce l'avevano integrato e saldato dentro, bisognava metterlo a parte. E questi sono i ledini sia al power che l'hard disk, ok? Questo era per quei case o quelle schede madri che non c'avevano diciamo i LED davanti, ce ne stavano perché erano appunto per modding, perché uno ci metteva quelli. Ecco, una cosa che mi sono dimenticato di dirvi è che esistevano dei case prettamente per modding che non c'erano niente. Guardate queste viti che belle, sono rosa. Io tra l'altro ho venduto uno e unico perché mi capitò, io lo comprai un case rosa e ci misi proprio un kit di queste viti, tra l'altro 4 euro pure queste, di queste viti rosa, perché quello c'aveva le viti normali color metallo, quelle piccoline da PC, e io ci misi queste viti rosa e quel case era tutto quanto rosa, bellissimo quel case. Questi sono dei gommini anti-scivolo molto buoni, infatti costano 5 euro, sono molto alti come lo vedete. Questi sono, diciamo, tra virgolette da modding perché sono particolari, non sono i soliti feltrini.
infatti i feltrini costano 2,50 quelli grossi. Vabbè, ci stanno pure, se andate dal cinese, ma questi hanno l'adesivo della 3M, però se andate dal cinese con 2,50 ce ne comprate 20. Questi sono sempre le viti che vi ho fatto vedere prima di gomma, ce l'ho di tutti i colori qua dentro, e vediamo un po' se c'è qualche altra cosa da farvi vedere. Ecco, questi sono tutti Biber, come ve l'ho fatti vedere prima. Questi non so, mi pare che costano, ecco, 1,50 euro l'uno, venivano venduti. Come vi ho detto, ci sono le schede madri che non ce l'avevano, soprattutto le ultime non ce l'hanno proprio. Vedete, questi è la stessa cosa che vi ho fatto vedere prima, cioè queste sono delle rondelle in plastica un po' alte con delle viti più profonde da poter mettere dietro ai case. Vedete? Ok, questi sono altri piedini ce n'ho di tutti i generi. Ecco, queste sono le viti per le ventole. Vedete? Sono cicciotte e corte. Queste servono per reggere le ventole aggiuntive. Ah, eccole. Guardate, queste sono altre viti sempre particolari. Sono diverse da quelle che vi ho fatto vedere. Non ci riesce a mettere a fuoco sta videocamera, manco a pagarla. Forse quest'altra la mette a fuoco meglio. Se ci metto la mano dietro magari. Ecco. Vedete come sono fatte? Queste si mettevano sul case e dall'altra parte ci si metteva la ventola, si tiravano un po' fino a che non ci passava la parte più alta che tirandola si stringeva e poi si lasciava stare, e queste rimanevano salde al case, le ventole, però vibrando molto 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 di meno. Ce n'ho un fagotto di questi cosi, ce n'ho tanti. Vediamo qua invece. Questo c'è addirittura un adattatore da Molex a ventola, quindi per alimentare una ventola lì dove non c'era l'alimentazione, con le viti ancora diverse da quelle che vi ho fatto vedere. Questo addirittura mi sa che serve per mettere, per attaccare tra loro due ventole, può essere. Comunque sì, ci stavano un sacco di cose da poter fare, perché uno pensa che assemblare un PC è soltanto mettere insieme i pezzi, tutt'altro. C'ho le viti di tutti i colori, guarda, bellissime proprio. Anche se mancano tutti i neon a LED, però diciamo che un po' di roba di modding qui l'ho trovata. Ma io avevo tutti i neon di lunghezza diversa, ce l'avevo da 50 cm, da 80 cm e da 1 metro. Belli, belli, perché io li usavo parecchio quei LED e quelle cose. Allora, abbiamo visto pure, no, adesso scusate, butto tutto qui dentro alla rinfusa, poi chiuderò, rimetterò tutto quanto bene, perché anzi ci metto pure poi tutti quegli adesivi, perché ormai li posso pure mettere insieme al modding, tanto c'entrava, lo spazio c'era. Allora, scusate un secondo, finito, tutto in diretta, tutto live, tutto insieme, non mi avete fatto neanche una domanda, niente. Se volevate sapere qualche approfondimento, lo so. Allora, adesso possiamo, vediamo pure questo, possiamo parlare di un'altra cosa, di queste scatole qui, io direi. Ok? Allora, prima di parlare di queste scatole qui voglio fare una breve introduzione. Ok? Non so se c'è ancora qualcuno collegato, vediamo un po'. Io ogni tanto vado a vedere anche. Sì, ci siamo, voglia. Allora, praticamente queste scatole a che cosa servono? Allora, facciamo un passo indietro. Quando io cominciai ad ordinare la sala hobby, era il 2006, ancora non c'era mia figlia. Scusate, ma guardate che sto facendo. Io qui ho messo questa molla insieme a questo tasto. Questo viene da una tastiera, purtroppo è spezzato. Non si vede? Si vede di qua? Non si vede? Purtroppo si è spezzato questo tasto. Questo è il tasto Commodore di una tastiera per Amiga 2000. Porca loca. E c'ho il terrore che mi perdo questa molla, perché finché c'ho quella molla lo posso ancora recuperare, incollare e far ritornare la tastiera nuova. Senza quella... Ciao Maurizio! Grande!
Allora, quindi finché ho quella molla riesco a riparare tutto, se perdo quella molla comincia a essere difficile. Torniamo qui. Io nel 2006 avevo attrezzato la sala hobby perché doveva essere una stanza non per il DJ, non accatastata di roba come adesso, ma doveva essere una stanza per il retro computing, perché io già avevo tutto il retro computing in quell'epoca, c'avevo un sacco di roba. E allora mi si creò il problema di come attaccare più console ai miei monitor VGA. Quindi io avevo Amiga che era videocomposito, il C64 era videocomposito, c'avevo un sacco di adattatori da antenna canale 36 a videocomposito, insomma c'avevo un sacco di roba videocomposita e un mare di monitor, all'epoca erano LCD, VGA, anche qualche tubo catodico, c'avevo dei tubi catodici molto molto belli sia dell'HP che della Sun, giganteschi a schermo ultrapiatto, bellissimi. E quindi però uscivano tutti quanti in VGA, come sapete l'Amiga, il 4000 con lo scandabler e con la scheda video si poteva collegare a un monitor VGA, ma io sinceramente volevo un qualcosa di più semplice, come io attaccavo una volta l'Amiga al 1084S, volevo fare la stessa cosa. Allora che mi ero inventato? Innanzitutto a ogni monitor ci dovevo poter attaccare più computer, quindi che ne so, un Commodore 64, un'Amiga 600, Amiga 1200 e per dirvi l'Amiga 3000, ok? E quindi mi ero preso questo e ce n'ho diversi di questi, non uno, perché avevo fatto tutto, avevo contato quelli che mi servivano. Allora questo che cos'è? È uno switch a 4 porte, ok? Che entra con il videocomposito e esce con il videocomposito o l'S video. Praticamente c'ha 4 entrate S video, non so se di qua si rivede meglio, forse su quest'altra, questa è più, come vedete c'ha 4 entrate S video e un'uscita S video, oppure 4 entrate con pure l'audio stereo video composito e una uscita con l'audio stereo e il video composito, ok? E quindi questo a seconda di quello che io premevo vedevo sul monitor, perché poi questo io andavo dove? Con l'uscita video composita di questo andavo qui dentro video to VGA converter. Questo serviva per vedere il videoregistratore sul monitor VGA, ok? Andiamo a vedere come è fatto questo. Questa è tutta roba nuova che io non ho mai aperto, purtroppo, perché non ci ho mai avuto tempo. Vedete? Allora questo entra o con l'S video o col video composito, esce con il VGA. Eccola qua, la presa VGA del monitor del PC, che c'ha pure il PC, la femmina VGA. E poi qui dietro c'ha anche c'ha PC, AV e audio. C'ha anche queste 3 prese che tra l'altro ti daranno insieme il cavetto. Sì, qua sotto è pieno dei cavi, telecomandi. Io questi non l'ho mai aperti. Ti danno addirittura un cavo che sembra da S video a VGA, però mi sa che l'S video sarà il suo perché è particolare. Uno sdoppiatore da jack stereo a pin jack, vedete? Destra sinistra, destra sinistra, e questo è il jack, quello dalla cuffia, ok? Di questi ce ne ho tantissimi che trasformano. Poi vi davano questo doppio jack stereo per l'audio, poi basta, le batterie, e poi addirittura c'era il telecomando. Guardate che anima di telecomando che andava per configurare, mi sa, il tutto, e per selezionare, ammazza, 75 Hz, 50 Hz, 60 Hz, questo va provato, picture in picture c'ha pure, quindi questo supportava anche sul monitor la funzione picture in picture, cioè potevate vedere in un angoletto un'altra sorgente video. Quindi ecco perché questa, quindi qui ci attacchi il monitor, qui c'è un ingresso, infatti c'è AV, qui c'è un ingresso AV e qui c'è l'altro ingresso video composito S video, quindi c'è un mare di ingressi. Infatti qui dice S video in, VGA in, ecco,
perché voi potevate attaccare anche un PC. Questo quindi vi permetteva di vedere, cioè il VGA in, quindi quel cavo che abbiamo visto serve per andare ad attaccare al PC. Avete capito che roba che era? Io questo non l'avevo mai aperto. Quindi a questo attrezzo qui, che sembra molto buono, poi dovrò provarlo, ci si poteva collegare un PC, una sorgente S-Video, una sorgente video composito e un'altra ulteriore sorgente video composito tramite il jack, e lui poteva anche farvi vedere una sorgente più un'altra in un quadratino in alto, quindi c'ha la funzione infatti pop function, high resolution e pop function. Quindi molto molto buono questo per usare i nostri Amiga, i nostri Commodore 64 sul VGA, ok? Quindi io adesso lo devo provare, perché tanto adesso è arrivato il momento di utilizzare questi attrezzi. Molto simile a questo Grande Video Console 2 è il Grande Video Joy Mate. Questa è un'altra cosa che fa più o meno, è un'altra interfaccia che fa più o meno la stessa cosa. Qui c'è disegnata la PlayStation 1, ovviamente che voi sapete c'ha la SCART, la PlayStation 1 non c'ha né HDMI né niente di digitale, la PS1 è così. Allora andiamo a vedere questo invece com'era. Questo è un adattatore molto più piccolo, ecco, c'ha già il VGA in qua, quindi senza cavi, quindi uno usciva dal PC e entravi qua dentro, esci dall'Amiga vai qui dentro, oppure sull'S-Video se c'hai addirittura il convertitore da Amiga Video in S-Video, e poi qui c'è il video in e di qua c'è PC AV, no, questo fa il reset. Con questo switchate se volete vedere il VGA, perché questo non ce l'ha il picture in picture, quindi questo switchate se volete vedere il VGA o l'analogico, cioè l'S-Video o il video composito, è un pulsantino, e poi questo invece è l'IR, il ricevitore del telecomando, perché anche questo è dotato di telecomando. Andiamo a vedere il telecomando, qui è molto spartano, c'è la batteria sempre non messa, poi c'è livello, PC, video, S-Video, vedete? Vabbè, qui non so se vi riesce di vederlo bene. PC, video ed S-Video, questi tre tasti servono per selezionare la fonte, e poi potete modificare il contrasto, e poi c'è lo screen display, l'OSD, significa che vi fa vedere se voi state alzando e abbassando il contrasto, la luminosità, il colore, la saturazione, insomma potete agire, diciamo, per avere una qualità dell'immagine il migliore possibile, e questo è il telecomando per andare a regolare l'immagine. E poi vi danno soltanto questo cavetto, oltre al trasformatore ovviamente, questo cavetto VGA maschio da una parte rosso e da una parte blu, ok? Questo è raro da trovare con i connettori rossi e blu. Anche questo, diciamo, faceva la stessa identica cosa. Io li presi entrambi, anche perché all'epoca tra l'altro costavano anche molto poco. Adesso non lo so se si trovano ancora, ma su Amazon secondo me si trova di tutto. Io questi li comprai su eBay, non su Amazon. No, ma questi devo andare per forza. No, devo andare per forza, sì. Esatto. Sono riuscito a rimetterlo. Ovviamente qui il manuale è molto ridotto, è un foglio A4 stampato in 4 pagine, anche perché non è che mi devi dire niente. Cioè, una volta che mi hai fatto vedere, ecco, questo è lo schema interessante, basta, non mi devi dire più niente. Mi dici come devo collegare le cose, è tutto molto 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 semplice. E quindi questo è quanto con il Grand Joymate Video to VGA Monitor. Io ce l'ho ancora tanti di monitor VGA, ma tanti, ce n'ho una ventina buoni, tutti quanti funzionanti, anche se sono magari un po' piccoli, 15 pollici, però per giocare col Commodore 64 e con Amiga secondo me sono molto più che buoni. Ok, e allora abbiamo aperto anche queste tre scatolette, ci avviciniamo verso la fine. Vogliamo aprire il fustino del dash, che non si regge più,
del fustino del Dash, che dite? C'è qualcuno che mi segue ancora? Allora, attimo di pausa tra una cosa e l'altra. Allora, apriamo il fustino del Dash, via. Ai 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 ai. Fustino del Dash originale, devo stare attento perché quello è di plastica, oh, incredibile. Qui è pieno di, ragazzi, qui è l'altra mia passione, i Lego. Qui ci sono porte di Lego, Lego originali, tutto di Lego, carellini. Tra l'altro questo è tutto Lego anni 70, i cingoli, che spettacolo, ragazzi. Le ruote, quanto le utilizzavamo ste ruote, l'abbiamo utilizzate tanti anni fa. Eccola qua, ve lo faccio vedere di qua, va. Queste sono le ruote, chi c'ha l'età mia se le ricorda queste ruote così, che tra l'altro si rovinavano pure i copertoni. Questi hanno i copertoni, si sono conservati nuovi, guardate che roba, cioè incredibile. Pistoncini per farlo, questi fanno parte di Lego Technic. Questo è un pistone di Lego Technic, e qua si fanno affitti, c'è di tutto, guardate, la pompa di benzina con tanto di, questo andiamo a prenderlo qui, ecco, la pompa di benzina, che spettacolo, ragazzi. Cioè, io quanto mi ci divertivo con i Lego, mamma mia, guardate che roba, l'albero anni 70 con un po' di polvere, ma non levata. L'albero anni 70, così facevano l'albero dei Lego. Non so se li fanno ancora così, la Lego. Questa è roba anni 70, guarda, veramente. Lo so, tra un po' esco di casa, però chi ce l'ha a cuore di buttare sta roba? Guardate tutti gli ingranaggi Lego Technic. Questi sono tutti gli ingranaggi Lego Technic. Le ruote Lego Technic. Guardate che ruota. E qui sono tutti i pezzi che io compravo, mo ho messi tutti qua dentro. La motocicletta Lego. Queste se io li vendo singolarmente, ma sai, boh, non lo so se valgono qualcosa. Che è? Gli omini della Shell. Mo ci manca il cappello, ma ci starà qua dentro la busta. L'omino della Shell. Cioè, dai, tu, ma io non c'ho cuore de buttare via sta roba. Una pallina da ping pong pure qua dentro c'è finita. Questa è da ping pong, leggero, ma dimmi te, c'è di tutto, c'è pure la bandiera americana, What's American. Questo fa sempre parte, con tutti i tubi, fa parte del Lego Technic. Questi sono tutti tubi flessibili, e cavi. Questi sono cavi perché dentro ci passa l'aria tramite sicuramente. Guardate, una pallina da golf. Questa è una pallina da golf, la numero 4, bella pesante pure sta pallina da golf. E quanta roba, quante cose vi potrei far vedere. Corridore di Formula 1 col casco, mamma mia, ragazzi, qui c'è la storia, vedete questa?
si metteva davanti alle macchine o eccetera, che simulava il vetro, no? Mamma mia, ma quanto ci abbiamo giocato. Guardate quest'altro albero, questo è l'albero tondo, quando uno voleva fare la città, ma tanto all'epoca i Lego venivano venduti misti, non è che c'era come oggi che tu fai un personaggio tutto con Lego. Ecco, guardate qua c'è una busta trasparente con tutti i pezzi Lego, guardate, io sono sempre stato affezionato a questi Lego. Qui questi sicuramente stanno a parte perché non c'è sta più l'istruzione, ma cioè chissà che potevo costruire, non me lo posso ricordare, anche perché magari era di mio fratello, non era mio, no, mi sa che era mio questo sicuramente, però non mi ricordo proprio. Questo era di qualche città, anche perché è pieno di ruote qua, ruote da tutte le parti. Però qui si può dare sfogo alla fantasia, vedete c'è pure un volante qua, c'è tutto, c'è di tutto, ma forse qualcosa di Formula 1, perché ci stanno un sacco di ruote. Qui ci stanno altre bustine, come vedete questi sono personaggi, vedete tutti i personaggi, altri personaggi, guardate, io vi faccio vedere dentro la bustina perché se no se ci mettiamo a aprire tutto qui facciamo veramente notte. Tra l'altro che ora si è fatta, sono quasi le 11, alle 11 volevo terminare, infatti magari l'ultima parte della live la facciamo molto velocemente. Qua invece ci stanno i Lego compatibili, questi non sono Lego, non so manco duplo, sono compatibili, tutta robetta, addirittura queste sono di legno, queste ruote, vabbè, qui c'è tutta roba compatibile, non è Lego, vedete? Questi sono quelli là che si trovavano, costavano molto di meno, ma sempre roba anni 70, guardate questa base con quei pezzi attaccati sopra, sempre roba anni 70, costavano meno dei Lego, si trovavano magari ecco alle fiere, ai mercatini, a queste cose qua, questi diciamo non marcati Lego, e tra l'altro mi sa che non erano neanche compatibili con i Lego questi qua. Adesso si trovano quelli Lego compatibili, non originali Lego, anche perché la Lego dopo che si è ripresa, che stava per fallire, ha cominciato a mettere dei prezzi enormi, vabbè che ha cominciato a fare delle cose bellissime. Riguardo alla Lego, www.legolando.it, se dovete comprare un qualsiasi kit della Lego, passate per legolando.it, date un'occhiata a quel sito, che è un sito fatto da me. Adesso a brevissimo continuerò e mi ci ridedicherò per mettere tante cose nuove e tanti link nuovi a, diciamo, alle parti Amazon dedicate proprio ai set Lego. Tra l'altro mi pare che durante quest'anno, che io purtroppo ho abbandonato completamente questi siti, siano usciti altri set della Lego che io devo aggiungere, perché vedrete che andando su legolando.it ci sono anche tutti i set Lego e vi compaiono tutti i loghi dei set Lego, Lego Creator, Lego City, Lego Friends, ci stanno tutti quanti. Allora, questo era comodo il pultino perché fai così e i Lego stanno a posto, fustino pronto, dash più bianco non si può. Allora è rimasta quella scatola da parlare e questa busta, spostiamo indietro questo, tiriamo avanti la busta. Se c'è qualcuno patito di Commodore 64, chiamatelo in chat adesso per ancora un quarto d'orina, così, perché ci dedichiamo al Commodore 64, Commodore Computer, pip pip pip. Ok, quindi se avete qualche amico, qualcuno patito di Commodore 64, è il momento di chiamarlo e di farlo venire qui in chat. Allora, mi prendo pochi alla volta. Questi sono i miei dischetti. Guarda, questo non li voglio mischiare assolutamente perché io ero fissato che devono stare in un certo modo. I miei dischetti del Commodore 64. Guardate un po' che cosa ho trovato.
archivio dischi by Renato De Vita, archivio.gio, archivio.prg, load archivio.exe,8,1. Cioè, ragazzi, questo io devo riuscire a leggerlo, perché questo è l'archivio di tutti i dischetti. Tra l'altro qui c'è scritto al lato B c'è F1 Manager, vedete, B F1 Manager Play Disc, tra l'altro, che io infatti lo utilizzavo come disco giochi. Allora, questo era Rambo 2 scraccato da me, vedete c'è scritto Rambo 2 Refs Rambo 2 con l'intro fatto da me. Guardate, mini disc Data Life by Verbatim, bellissimi questi dischetti. Poi quanto mi piaceva sul Commodore 64 Nord e Sud, e questo è il Play Disc di Nord and Sud, Nord and Sud per Commodore 64 Play Disc. Mamma mia che ricordi. Wonder Boy, qui c'è Wonder Boy, ragazzi, si legge Rocket Ball, Super Trucks, Crackout e Wonder Boy. Molti non me li ricordo, tra l'altro guardate sul dischetto c'è scritto disco numero 143, erano tutti numerati e dentro quel dischetto di archivio c'erano tutti quanti. Oh, noi eravamo matti, Italia 90, le formazioni, i gironi, le classifiche, gli stadi, gli arbitri, i rigori, gli altri mondiali. Allora, disco numero 163, Italia 90. Che cosa è successo con questo? Allora, qui su questo dischetto c'è tanto da dire. C'era all'epoca Televideo, io e il mio amico Claudio, patito di calcio lui, avevamo deciso di seguire, diciamo, a modo nostro i mondiali. C'era un software che emulava uno spreadsheet, cioè un foglio di calcolo, dove tu nelle caselle potevi mettere quello che ti pare, uscì in edicola, non mi ricordo che cos'era. Comunque qui dentro a questo dischetto c'è lo spreadsheet e basta andare a caricare le formazioni e lui ti faceva vedere ogni squadra la formazione. Stiamo parlando di un Commodore 64 con 38K di RAM. Poi andavi a caricare i gironi, ti faceva vedere tutti i gironi, le classifiche, tutte le classifiche mano a mano che venivano giocate le partite, quindi voi trovate le classifiche alla fine di ogni set di partite, quindi le qualificazioni, gli ottavi di finale, i quarti di finale, le semifinali e le finali, quindi tutto quanto, tutti gli arbitri che hanno arbitrato le partite, che noi le prendevamo direttamente da Televideo e ce le mettevamo a scrivere sul Commodore 64, cioè la pazzia, però ci divertivamo. Questo è Last Battle e Star Wars Trilogy Play Disc. Last Battle mi pare che era il gioco di Ken il Guerriero. Qui c'è GeoWriter e Font Editor, una cosa del genere, non si legge più perché si è cancellata la matita. Questi sono i Memorex, Memory Excellence, Memorex, Memory Excellence, infatti sull'etichetta c'è scritto Memorex e qua Memory Excellence, che significa Memorex. Ok, Alternative War Games, quanto era bello sto dischetto. Questi sono i giochi che giocavo di più. Cartoon Games, Masters, Popeye, Snoopy, Paperino, Pac-Man, Transformers, Superman, Kix e Quix. Guardate io come li mettevo, così. Dentro questo dischetto c'erano tutti questi giochi. Che bello che era Paperino, Donald Duck. Era proprio bello. Guardate un po', Rete. Quanto ci ho giocato a Rete. Questo sempre craccato da me. Rete craccato da me. Questi sono tutti, mi sa, Play Disc. Shadow Dancer. Oh, questi sono i dischetti, i primi dischetti che io comprai quando presi il Drive, il 1541 per il Commodore 64. E guardate un po', CompuShop se l'era fatti personalizzati. Questi mi sa che ce l'ho solo io sti dischetti. E qui dentro ci sono tutti i giochi da tavolo scusate, non ho bevuto niente, sto parlando da praticamente un'ora e mezza, e quindi
Qui dentro ci sono tutti i giochi da tavolo di società, quindi a roulette, tutti questi giochi qua, il Monopoli, giochi da tavolo società, da CompuShop, ma mi pare che dentro... mamma mia, la memoria quando ti ritorna, non c'è niente da fare. Ah, oh, porca la miseria! Guardate la mia calligrafia. Bridge, slot machine, puzzle, un medico poco serio, preso da qua, da questi libri qua che ho fatto vedere l'altra volta. Addirittura ce l'ho messo qua dentro perché faceva ridere quel programma. Quindi un medico poco serio, bowling, flipper e backgammon. E questo era giochi di società numero 2. Questo è, diciamo, uno dei dischetti più vecchi che ho, insieme a quello, giochi di società numero 1. Guardate, giochi di società numero 1. Tra l'altro qua dice tracca 23, settore 3, eccetera. Quelli sono gli errori disco che io ogni tanto facevo la verifica. Niente, qua non c'è il foglietto, è andato perso. Comunque io ogni tanto li verificavo questi dischetti e mi scrivevo dov'è che stavano gli errori, e purtroppo mi sa che questo c'ha diversi errori sulla traccia 23, 24 e 25, settore 3, 5 e 12. Questi pure i Dataflex sono vecchissimi. Qua c'è Super Cycle e scacchi. Io ero un giocatore di scacchi, ma adesso che mia figlia si sta, diciamo, appassionando, magari ricomincerò a giocare anche a scacchi. Guardate, questo era P47. Qui che c'è scritto Guerra Aerea 8, io ho dato come voto 8. Dischetto numero 247. Questo qua invece che vi ho fatto vedere, questo Dataflex, è il dischetto numero 3031. Non si legge, comunque questo è 3031. Quelli gialli che vi ho fatto vedere c'è scritto 2324, perché poi la tua lato B, no? Si legge 2324, ma sì dai, si legge 2324. Questi adesso appena io rimetto in piedi il mio Commodore 64, li voglio rimettere esattamente come stavano. Qui mi si è smolecolata una busta, magari pure là li vedremo in un'altra occasione. Qui ci stanno imballati i Savage, imballati. Questi sono DSDD, ottimi per Commodore 64, imballati, mai aperti. Comunque su in soffitta, come avete visto dalle foto, ce n'ho una marea di questi. Pure questo, guardate, Medieval Games e Skateboard Games. Guardate che numero è questo, 125 e 126. Medieval Games e Board Games. Che ne so, questi poi cominciai a comprare quelli colorati, questo blu, Operation Thunderbolt, numero 248. Qui andiamo avanti nel tempo, quando i giochi cominciavano ad essere un dischetto intero, quindi solo lato A, un dischetto intero lato A più B, addirittura pure più di un dischetto. Guardate, qui c'è sta F1 3D, F1 3D, Formula 1 Manager 2, dischetto numero 294. Qui addirittura c'è Robocop 2, Robocop 2, e ci stanno ovviamente tanti altri giochi, Super Mario Bros, Back to the Future, vedete? Lotus Esprit Turbo Challenge, qui addirittura c'è un disco messo per così, perché vuol dire che magari questo non lo usavo, il 296, e usavo questo della Mitsubishi, quindi stava dentro qui il numero 296. Per non andare a consumare questo disco ci avevo messo già una copia dentro. Salamander, che non ve lo ricordate? Salamander è un bellissimo gioco, diciamo spaziale, via. Wizball, io qui ce li scrivevo tutti i giochi e poi stavano pure archiviati, vedete? 259 il dischetto, e qui ci sono tutti i giochi scritti sia sulla copertina, vedete, Bubble Bubble 2, e sia sul dischetto. Ok, questo addirittura il disco originale Commodore, dentro c'è Ritorno al futuro, Back to the Future, ma lì non leggete, questo è un dischetto Commodore. Afterburner 2, questi sono tutti i migliori dischetti che c'avevo. Afterburner 2,
ma veramente veramente delle cose spettacolari. Io non ve li voglio far vedere tutti perché tanto è inutile, perdiamo un sacco di tempo. Questo Chess Master 2100. Diciamo per Commodore 64 il miglior gioco di scacchi era Chess Master 2100. Chess Master 2000 ce l'avevo originale, il 2100 ce l'ho così. Questo ci ho giocato tanto tanto. Chess Master 2100, bellissimo, bellissimo gioco. Ciao Taddo, grazie di essere stato con noi. Ricordatevi il Got Talent, DJ's Got Talent, ve lo dovete sempre ricordare. Vediamo se c'è qualche altra cosa che mi ricorda qualcosa. F1 Mega Games. Questo per esempio, ecco, demo dischette. Questo veniva dato insieme all'1541. Afterburner USA Play Disc, che era molto più veloce Afterburner USA rispetto all'Afterburner che era arrivato qua in Europa. E questi erano i dischetti che invece vendevano a Porta Portese, scritto così, calcio novità, Kick-Off 2, scritti con questi pennarelloni e fatti le fotocopie. Questi venivano venduti a Porta Portese, ragazzi. Kick-Off secondo, spaghetti western, eccetera. Quindi questo, vedete che ovviamente poteva mancare Street Fighter 2 sul Commodore 64, faceva schifo. Faceva schifo. Never Ending Story 2. Sì, se legge, va. Never Ending. Ecco, su questa scritta qui c'è da dire. Allora, finite le etichette, a quel punto per fare ancora più velocemente si usava lo scotch, quello per i pittori, ok? Quello di carta, lo scotch carta. Veniva messo lo scotch carta e con un pennarello di quelli, diciamo, indelebili. Ce l'avevo qui pure in set di pennarelli per farvi vedere quale intendo. Vabbè, così sul volo non ce l'ho. Vabbè, comunque quelli a punta fine io ci scrivevo sopra. E quindi ecco che potevo tranquillamente scrivere sui dischetti anche neri con questo escamotage. Salamander, Scuola di Kung Fu, Barbarian, Creatures. Questo è Creatures 2, ragazzi, questi sono titoloni per Commodore 64. Questo è un gioco da lato A lato B, dischetto intero, quindi lasciamo stare. Allora, vi risparmio anche perché si sono fatte le 11:05, 11:06 minuti. Qui ci sarebbe da, ecco, allora guardiamo un po'. Allora, questi sono tutti i programmi. Programma di condominio, sempre roba fatta da me, mannaggia. Database. Questa era tutta roba fatta da me. Photoshop, così. Photo Manager, Digimix, Test Drive 2, Text Shop. Mamma mia, con quante cose facevo con Text Shop. Text Shop. Set di caratteri, tra l'altro per Text Shop c'erano i set di caratteri. Qui c'ho tutti i dischetti del Geos, una marea di dischetti GeoPublicis. Questo pure non so quanta gente ce l'ha. Workbench per il Commodore 64 V1.2 veniva caricato, certo, era una specie di schifezza, però veniva caricato il Workbench sul Commodore 64. Qui ci stanno demo e utilities. Io se riesco veramente, poi qua ci stanno ovviamente, vedete, non è che, allora, questo è il Commodore 128, uno dei dischetti fatti per il Commodore 128, utility e altre applicazioni per il Commodore 128. Quindi questa è pure roba per il Commodore 128, effetti, Cobra Force, Renato Infiltrator, The Hobbit, vabbè, Val,
qui è tutta roba dei Geos, giochi, Chuck Rock, Geos Application and Utilities, e questi poi tutti i caratteri, set di caratteri aggiuntivi, superscript, print master, qui c'è di tutto, tartarughe ninja, qui è tutto mischiato però perché l'ultimo alla fine non sta più numerati neanche. Guardate, questo è un altro gioco che l'ho squagliato io, DuckTales, era fatto veramente bene. Disco 2 perché il disco 1 sta qua, DuckTales disco 1, Tartarughe Ninja altri due dischetti, vedete cominciavano a essere enormi, Geos, ovviamente c'ho il Geos originale, pure il 2.0, tutto quanto, ma Ninja Turtles, questo era originale, questi erano i dischetti originali, vedete? Ninja Turtles. Ovviamente il copri dischetto non è il suo perché qui è successo un casino. Era il tempo di quando il Commodore 64 stava morendo e l'amica stava sulla cresta dell'onda. Gruppo editoriale Jackson Videogiochi 3, 5, guardate, della Jackson. Olivetti, i dischetti dell'Olivetti, vedete? Sempre tutto per Commodore 64, floppy 64, biliardo, Black Lamp, qui c'è sta Super Robin Hood, Apocalypse, Bomb Jack, ma io li scrivevo tutti, vedete? Cioè, mamma mia quanto tempo, e Kendo e reclutamento, tutte con la stessa mia scrittura, vedete? Kendo e reclutamento, si staccavano le etichette, chi se ne frega perché tanto c'era scritto sia sulla custodia che sull'etichetta, questi erano i meglio. Last Ninja 2, poi c'è un po' di DDK senza scritto niente, poi c'ho bocce, England Championship Special Soccer e Creatures, cioè The Last Ninja 3, poi vedete sto leone, quello è il leone della discoteca al Leone Ruggente, sta da un sacco di parti, io ci mettevo il simbolo, io sono del segno del leone, sono nato a luglio, quindi a fine luglio, quindi quel leone lo troverete da parecchie parti. Devo trovarlo sto timbrino perché ho trovato tutto il set di timbri senza il leone, perché io il leone lo utilizzavo e quindi l'avevo levato dal set di timbri che c'erano tutti gli animali, l'avevo comprato apposta per fare i timbrini del leone, che era un marchio, per me era un marchio del leone fatto in quel modo, che non tutti ovviamente, chi l'aveva comprati proprio qui sta marca di questi timbri con questo leone fatto così, che qua si vede ancora meglio, anzi mo quasi quasi me lo scansiono e me lo riutilizzo, quasi quasi. Il leone, discoteca al Leone Ruggente, pazzia, vabbè, ero pazzo, come avete visto anche in questa diretta, forse sono ancora un po' matto, e quindi ok, io ringrazio tutti quelli che sono rimasti fino alle ore 11 e 11 minuti, quindi 23 e 11 di questo lunedì. Non intendo farvi fare più tardi di così, assolutamente. Abbiamo visto tutto quello che c'era da vedere. Qui l'unica cosa che qui c'è sarebbe stato perderci un po' più di tempo sul Geos, ma in una prossima diretta parleremo proprio del Geos del Commodore 64, magari lo caricherò in un emulatore e vedremo insieme che cosa si intende per Graphic Environment Operating System, che cosa poteva fare il Commodore 64 con questo Geos e quanto una macchina con un MHz di CPU poco meno e con 38K di RAM liberi 64, se uno riusciva a bypassare tutto il bypassabile, K di RAM, eppure c'aveva il sistema operativo a finestre, riusciva ad accedere a stampanti, riusciva a utilizzare mouse, riusciva a utilizzare penne ottiche, i plotter, quindi diciamo il 64 già faceva tutto ciò
che fanno i computer moderni. Certo, il computer moderno va su internet, si collega a altri PC, si connette a dischi di rete, ti permette di vedere filmati che stanno su altri PC dall'altra parte del pianeta. Siamo andati avanti con la tecnologia, abbiamo un numero illimitato di colori sui nostri bei monitor, oltre i 17 milioni di colori, quindi abbiamo una risoluzione sui nostri monitor che va ben oltre quella del Commodore 64, però alla fine siamo sempre là. Sono computer, lavorano con i file come lavorava il Commodore 64 con i file che venivano salvati o su nastro, su cassetta, sul datasette o sul drive. Abbiamo cominciato con i file da sempre e continuiamo ad andare avanti con i file. Che il file sia una canzone MP3 o sia un film in 4K, .mkv, quello che vi pare, abbiamo sempre a che fare con dei file. Anche se fosse un documento di testo del GE20, grande enciclopedia dei Agostini, di 40 volumi, tutti quanti in un solo file, PDF si può fare, e comunque sempre abbiamo a che fare con file. Ok? Tutto nasce da lì, tutto nasce così. Su questa constatazione, su questa cosa, io penso che vi posso salutare, vi posso ringraziare di essere stati con me. Ultima cosa, come sapete, alla fine io faccio pubblicità ai miei siti principali, che sono www.classe74.it, che è il sito principale da cui potete accedere sia a Renij Store per comprare, renijstore.it, come vedete sta adesso scritto qui sotto. Renij Store, potete comprare tutto ciò che riguarda la musica, quindi amplificatore, casse passive, casse attive, CDJ, console, stand-alone, console che hanno bisogno del PC, MDJ, CDJ, quello che vi pare, tutto diviso per categorie, dovreste trovare quasi tutto. E c'è anche un'area dedicata ai vinili, il mondo del vinile, che io vi invito però a registrarvi, a chiedere l'accesso al gruppo Facebook Il Mondo del Vinile, www.fb.com/il mondo del vinile, e lì trattiamo i vinili, diciamo, a 360 gradi, offerte, limited edition, diciamo lì io pubblico un po' tutti i vinili che si trovano su Amazon. Legolando.it, che se ne sta andando, è dedicato interamente al mondo dei Lego, presto, come ho già detto, ci rimetterò le mani, come su StarWarsStore.it, che va aggiornato un po'. Anche StarWarsStore.it è dedicato interamente al mondo della galassia lontana lontana, al mondo di Star Wars. E poi, non ultimo, classe 74, Star Wars Store, Legolando, me ne manca uno. Vediamo un po' se compare sopra, su www.Renij Store, ve l'ho detto. Vabbè, c'è pure Amazon Supermercato, che lo trovate, diciamo, sia dentro classe 74 che su Facebook. Cercate Amazon Supermercato e lo troverete. Su Amazon Supermercato sto mettendo tutti quei prodotti che normalmente trovate al supermercato: pane, pasta, tonno, biscotti, merendine, succhi di frutta, latte, quello che vi pare, Nesquik. Tutto ciò che io trovo in offerta io lo metto su Amazon Supermercato, sia il gruppo Telegram, il canale Telegram, e sia su Facebook, sulla pagina Facebook. Non mi ricordo qual era il quarto, mi sfugge. Star Wars Store, Legolando, Renij, eccolo, è classe 74, l'abbiamo detti tutti. Ok? Detto questo, Renij, Reni Retro in questo caso, vi dà appuntamento alla prossima live. Verrà fatta quanto prima, perché devo sbrigarmi a mettere a posto tutta questa roba, in modo poi da dedicarmi pure ad Amiga, a Commodore 64 in modo più approfondito. Quindi, detto questo, io vi saluto, vi ringrazio di avermi dedicato quest'ora e 50 circa del vostro tempo, e grazie a tutti e alla prossima diretta. Grazie, grazie, grazie.